Giorno dopo giorno, per secoli e millenni, il lento disgregarsi delle montagne a opera di ghiacciai e tumultuosi torrenti ha plasmato nella pianura friulana un ambiente naturale di inestimabile valore. Questa lunga storia geologica può essere letta seguendo i percorsi naturalistici che si sviluppano tra i Magredi e la montagna, tra i territori della natura e quelli dell'anima, come le tante avventure di conoscenza, libertà e amore per questi ambienti testimoniati da Alfio Scandurra nei suoi racconti di viaggio assieme all'intelligente, riflessivo e libero compagno Fiocco. Dai Magredi primitivi, vicini agli sterminati letti di fiumi e torrenti, alle ampie praterie, incolte e colme di specie, si attraversano ambienti mutevoli e di eccezionale bellezza. L'uomo, per lungo tempo, con le attività di sfalcio, pastorizia e raccolta del legname, ha favorito la conservazione dei prati magri contrastando il loro naturale evolvere verso il bosco. In tempi più recenti, la svolta verso pratiche di agricoltura più intensiva ha causato il progressivo abbandono delle pratiche agricole tradizionali che comprendevano lo sfalcio dei prati. Oggi stiamo riscoprendo il paesaggio unico delle sconfinate praterie, consapevoli di quanto sia un bene prezioso e unico. Negli anni, la Regione Friuli-Venezia Giulia si è impegnata in diversi progetti LIFE dedicati al recupero di ambienti naturali caratteristici dei vari contesti ecologici della regione. Attraverso il servizio biodiversità si è occupata delle praterie aride, i Magredi, un ambiente originalissimo, tipico ed esclusivo del Friuli. L'idea è quella di connettere la gestione dei prati stabili a un modello di agricoltura moderna e di qualità che, recuperando elementi della tradizione, contribuisce a sviluppare prodotti economicamente e ambientalmente sostenibili. Esperienze legate alle tradizioni del passato, ma rimodernate nel tempo presente, come quella della pastora transumante Caterina De Boni. Con il suo prezioso lavoro contribuisce a mantenere in vita e a recuperare parte dei Magredi grazie a uno specifico accordo con il servizio biodiversità della regione. Sono nella steppa friulana e mi sembra di stare nel posto migliore del mondo.